Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maretto veneziano. Oggi parleremo di una cosa molto particolare perché in questo periodo, o diciamo anche da un mese in qua, il legale e il maretto veneziano sono un po' sotto pressione per la cosa che succede a molti italiani, e questa cosa è la tassa dell'IMU. E molti a un certo punto si vedono arrivare questa cartella e incominciano, magari perché hanno un immobile, un oggetto che incomincia a non essere più un investimento ma un peso, a pensare di come risolvere questa situazione, a pensare di insomma monetizzare, ricavare qualcosina, non per metterlo per il topolino, ma per cercare di non dover pagare l'anno dopo, in giugno e in dicembre, ancora l'IMU. E allora qui, insomma, bisogna lavorare un po' di fantasia, perché magari o hanno cercato nel passato di vendere l'oggetto o magari non sanno come piazzare. Chiaramente, se ci sono persone che abitano in una città dove ci sono molte industrie, fabbriche e via dicendo, turismo, l'oggetto chiaramente è più appetibile e quindi c'è più facilità a fare in modo che l'oggetto, anche se magari un po' claudicante, riesca a essere piazzato. E invece in altre situazioni ci vuole proprio una spinta un po' più corposa, per il semplice fatto che bisogna muovere delle energie. Oggi il Legale Maretto Veneziano propongono questi circuiti che abbiamo già fatto vedere come utilizzare, ma come vi ha spiegato il vostro Marietto, i circuiti possono essere utilizzati in vario modo. Quindi se volete fare tutto voi da soli, potete se no contattarci e darci anche questo impegno, se volete. Noi lavoriamo anche in questa direzione, ma se voi volete farlo in modo autonomo, gratuito, potete scaricare nel sito del capitano di Legale Maretto Veneziano i vari circuiti che vedremo come utilizzare adesso, oppure nei vari social, Facebook, Instagram, Telegram e via dicendo, dove abbiamo piazzato questi circuiti in modo totalmente gratuito. Vi ricordo che sono stati ideati da Hildegarda e con supporto anche del Maretto Veneziano. Bene, iniziamo. Prima di tutto, questo circuito per quadrante radiostesico, scusate, per chi non lo conosce può andare a vedere la pillola che ho fatto ultimamente. È un circuito che chiama la prosperità e cerca di insomma muovere un po' queste energie un po' magari ferme, no? E allora usiamo questo circuito della prosperità, mettiamo magari sopra la foto dell'immobile che vogliamo piazzare, vendere e lasciamo lì, si piazza il circuito, si fa una foto, un intento e poi si fa circolare e il pendolino fin quando si ferma. Se volete più ragguagli andate a vedere la pillola preposta per questo circuito quadrante radiostesico, scusate. Poi chiaramente, sempre se volete fare da voi, qui c'è l'andamento del lavoro, questo quadrante radiostesico bellissimo perché vi spiega se il passaggio che state facendo, i vari passi che state facendo possono essere positivi o meno. Foto dell'oggetto, pendolino, e chiedete se state facendo tutto possibile per piazzare il vostro oggetto. Vedete? In questo caso qua sarebbe sufficiente. E poi passiamo al prossimo step per essere sicuri. E questo è un quadrante radiostesico interessante. Ci sono i bovis, le percentuali, il sì e il no. Qui potete fare varie domande, però diciamo che voi volete sapere se ad esempio quello che state facendo è positivo, funzionale o non disponibile, oppure se la zona in cui voi state cercando di vendere il vostro prodotto, il vostro oggetto è, come si dice, pericolosa, o una zona sana, ecco. Oppure potrebbe essere anche che voi state per cercare un nuovo oggetto da comprare e potete utilizzare anche questo circuito. Qui c'è anche la percentuale, quindi potete chiedere, mettendo la foto dell'oggetto, che percentuale di riuscita c'è con l'attivazione di questo circuito per quest'anno 2024, perché ormai siamo sul rush finale. Bene, cari amici, il Legale Maretto Veneziano hanno proposto in modo gratuito questa serie di quadranti radiostesici proprio per aiutare quelle persone che ci contattano
giornalmente per vedere di sistemare questa situazione, perché l'IMU, insomma, incomincia per alcuni a essere una cosa importante e quindi cercare insomma di alleviare la pillolina. E molti purtroppo o per necessità, diciamo, scelgono la via di mettere sul mercato e vendere e togliersi, insomma, dal groppone l'oggetto. Bene, cari amici, vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Ligara Maretto di Zero, se volete una consulenza a pagamento, noi siamo sempre disponibili. Grazie e alla prossima, ciao!